Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui, nell'attesa che arrivi il nostro senatore, nella speranza che arrivi soprattutto il nostro senatore perché è in ritardo. Dunque, perché oggi siamo qui? Perché anche a Portogruaro nascono i promotori della libertà. I promotori della libertà sono un gruppo nazionale fondato dall'onorevole Brembilla, che nascono un po' dai vecchi circoli di Forza Italia. Infatti i suoi aderenti sono per la maggior parte membri dell'ex Forza Italia, in cui appunto per questo prevale il pensiero dell'ex Forza Italia e sono considerati i fedelissimi del Presidente del Consiglio Berlusconi. Ma non per questo molti altri esponenti del PDL non hanno aderito, infatti comunque è all'interno del PDL. Questo a Portogruaro perché? Innanzitutto i promotori della libertà si chiamano Portogruaro Giovane. E da qua che vorrei partire, perché i giovani a Portogruaro nel centrodestra mancano fortemente. Noi vogliamo diventare adesso e negli anni futuri soprattutto un punto di riferimento per i giovani di centrodestra, ma non è necessario essere iscritti ad un partito, si può essere semplicemente dei simpatizzanti. Qui abbiamo alcuni dei nostri componenti che tra l'altro fanno parte del gruppo del cambiamento e infatti è un'idea che è nata proprio a noi, sezione del gruppo del cambiamento, di fare questo gruppo riconosciuto nazionale dei promotori della libertà. I promotori della libertà sono sì nazionali ma si sono ramificati per regione e per provincia, infatti ci sono dei coordinatori regionali e dei coordinatori provinciali. Il coordinatore comunale sono io, ma perché qualcuno lo deve fare, non perché sia il capo di chissà che. Sono tutti molto bravi, sono dei ragazzi seri, sono dei ragazzi per bene. A me è piaciuta molto una frase che ha detto il signor Conflitti, che è qui alla presentazione del gruppo del cambiamento sezione giovani, che non è la politica che deve cambiare i giovani, ma sono i giovani che devono cambiare la politica. Ma vorrei solo concludere questa brevissima riflessione per ricordare a tutti, ma in particolare ovviamente ai giovani oggi, che, come si dice, devono essere i giovani a cambiare la politica e non la politica a cambiare i giovani. In bocca al lupo e grazie. Ed è questo l'ideale che ha il gruppo per il cambiamento, sezione giovani, ed è questo che vogliamo trasmettere tramite i promotori della libertà. Organizzeremo in futuro gazebi, manifestazioni, soprattutto anche via internet. Sta per nascere il sito del gruppo del cambiamento, che può essere un punto di riferimento anche per i promotori, in cui abbiamo creato un blog che è una cosa molto interattiva, molto giovane, in cui si possono lasciare dei pensieri, dei commenti, delle idee, delle cose che vorrebbero per il loro paese che ancora non ci sono perché non vengono realizzate o perché non vengono ascoltate. C'è poca possibilità di esprimere le proprie opinioni, vuoi per timidezza, vuoi per disinteresse che c'è nei giovani nella politica. Ecco, quello che vorremmo fare noi è un minimo, ci proviamo quantomeno, un minimo di attrattiva per i giovani, per avere un po' di interesse, per la politica diciamo pulita, non la politica che si vede anche accendendo la TV in un qualsiasi telegiornale in cui il Parlamento è diventato ormai un incontro di box. La politica deve ritornare, secondo noi, alle origini, a dove c'erano dei valori e dove si faceva l'interesse vero per il cittadino a discapito del proprio. Che dire, il senatore non arriva ancora. Passerei alla presentazione degli altri ragazzi. Vai allora, Mauro. Sì, buongiorno a tutti. Sono Mauro Bellotto, laureato in economia aziendale, lavoro presso la Confartigianato e faccio parte del direttivo del gruppo per il cambiamento. Il gruppo cambiamento secondo me è un valore aggiunto per Portogruaro, perché oltre a attirare i giovani cerchiamo appunto di analizzare, approfondire dei temi, problematiche qui di Portogruaro e portarlo anche alla gente. Anche il blog che diceva la dottoressa Topoli è importante, perché anche secondo me è una forma di democrazia diretta, ma una democrazia che attirerà i giovani, ma anche penso anche i non giovani, insomma. Buongiorno a tutti, io sono Sabrina Ross, sono laureata in psicologia e per questo all'interno del gruppo Giovani per il Cambiamento mi interesso di tutte quelle che sono le tematiche di carattere sociale,
qui a Portogruaro, quindi tutto quello che può avere a che vedere con la casa di riposo e tutti i problemi ad essa legati, quindi la cronica carenza di posti. Io mi occupo poi in particolar modo dell'assistenza ai malati cronici e terminali, quindi mi sta molto a cuore la situazione dell'hospice che a breve cambierà la sua ubicazione e probabilmente aumenterà anche la capienza dei posti letto, quindi questo è uno dei miei interessi che voglio anche concretizzare a livello pratico qui nel territorio. Come vi ha sufficientemente in modo estremamente chiaro già esposto Silvia, il nostro è un progetto che vuole coinvolgere tutti, i giovani innanzitutto, perché di giovani c'è bisogno nella politica, c'è bisogno del loro entusiasmo e soprattutto della loro voglia di cambiamento. Noi vogliamo una politica nuova, Silvia ha già espresso chiaramente il concetto dicendo che la politica che noi vogliamo vivere e che vorremmo anche far vivere attraverso il nostro esempio, la nostra azione concreta non è quella che si vive in Parlamento attraverso l'insulto cronico e la violenza. È una politica fatta di ideali che deve tornare alle origini e noi faremo di tutto per essere presenti in questo modo. Abbiamo bisogno però anche del vostro aiuto, non è necessario che siate iscritti ad un partito o che siate necessariamente simpatizzanti a quello che è il nostro, perché comunque i nostri valori vanno oltre il PDL, sono valori comunque che coinvolgono il viver civile, la società e la collettività. Il blog che ha creato Silvia sarà un'opportunità per comunicare a voi il nostro operato e perché voi comunichiate a noi quelle che potrebbero essere le azioni che in qualche modo potremmo compiere a favore di questa nostra Portogruaro. Ecco, io lascerei la parola a Riccardo adesso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Cesco, ho 21 anni, frequento la facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Storia a Ca' Foscari a Venezia. E vi ringrazio il consigliere Pietro Rambuschi per l'invito e voi tutti per la vostra presenza. Credo che il gruppo per il cambiamento sia una grossa opportunità per noi giovani per una crescita dal punto di vista civile e umano e sia anche una grande opportunità per la città di Portogruaro per creare qualcosa di nuovo. E appunto tutti dobbiamo impegnarci per cercare di attirare il maggior numero possibile di giovani che talvolta sono disinteressati alla politica anche magari per paura di esporsi tante volte. E quindi dobbiamo lavorare in questo senso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Grassini Cristian, ho 22 anni, gestisco un bar in centro Portogruaro ai ciclisti dal 2009 in avanti. Sono d'accordo con Riccardo dicendo che bisogna incrementare anche i giovani nella politica perché c'è un enorme disinteresse, soprattutto secondo me perché non gli vengono date tante volte anche delle responsabilità, non vengono organizzate delle iniziative, quindi per cui quando magari succedono, come abbiamo appena passato, delle elezioni, ormai la gente è già schierata sia a destra che sia a sinistra, quindi i numeri sono sempre quelli. L'ago della bilancia si sposterà soltanto se ci saranno delle new entry come possono essere i giovani, perché se no si rimane, secondo me, sempre al solito punto e non ci si muove da lì. Bene.